Ma una pizza viola tu l'hai mai mangiata? Beh, oggi te la faccio provare io. Oggi siamo da Giuseppe Vesi, qui a Via Luca Giordano. Mi raccomando, aspetta perché ti faccio vedere una pizza veramente assurda. Allora, è arrivato il primo antipastino. Abbiamo una montanara croquet. Questa credo che sia mozzarella in carrozza, questa sarà una frittatina sicuramente e questo un arancino. Quindi mo andiamo a provare tutto quanto e vediamo com'è. Bah, io provo prima con un bel croquet. Lo provo subito. È bollente, però sono molto buoni. Hanno portato anche i fiori di zucca, qua impazzisco perché per me i fiori di zucca sono una cosa tipo sacra. Ricotta, buono. Ora uno lo provo, vediamo com'è. A parte che scottano da impazzire, raga, ve lo giuro. È una pastella che sì, però è diversa dal solito. Li ho sempre mangiati molto croccanti fuori. Questi invece sono molto molto morbidi, però buonissimi. La ricotta è super. Attiva, non lo so. Buoni. Andiamo avanti con questa che secondo me è una bella frittatina. Lo è. Proviamola subito. Questo è un ragù bianco normale. Allora, credo che questo sia uno dei primi posti in cui ho voglia di mangiare altra frittura piuttosto che la pizza perché sono veramente buonissimi questi fritti, sono buoni buoni buoni. Provo questo che penso sia un arancino e lo è. Questo è col sugo, il che mi piace di più, lo preferisco a quello bianco di solito. È super saporito. Andiamo avanti con la mozzarella in carrozza, che qua veramente ci deve soddisfare tremendamente secondo me, vediamo. È bella filante. È buona, la mozzarella non è neanche acida. Secondo me utilizzano prodotti molto freschi in realtà, sono tutti buoni. Poi andiamo alla fine con l'ultimo pezzo che è la montanara, che questa secondo me è una delle cose più buone. Io amo mangiare quelle montanare grosse quanto la mia faccia, ne mangerei almeno 30 alla volta, quindi vado, la provo. È buonissima, tanto parmigiano sopra, quindi niente, io adesso penso che ordinerò un'altra frittura perché in effetti è poca, ne vorrei di più. Tra l'altro loro hanno una cosa molto carina qua, che è una sorta di formula che fanno con l'aperitivo, quindi tu puoi venire
hanno dentro un bar, fanno questa formula aperitivo in cui ti preparano qualsiasi drink alcolico che preferisci e poi ti portano una serie di antipastini sempre fritti, oppure puoi scegliere tra varie cose nel menù. Prima di presentarvi le pizze di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché per me è veramente importantissimo, e ricordatevi anche di lasciare un bel like a questo video. La pizza di oggi voi già lo sapete, se avete già visto gli altri video sapete che non può mancare la margherita. Però come fai a dire di no a una pizza del genere? Non puoi, la prendi e basta, perché va provata, secondo me. La seconda pizza è una pizza speciale che si chiama pizza violetta. Io non l'avevo mai mangiata né mai vista una pizza così viola, ed è fantastica. Ed è una pizza ovviamente con patate viola, pancetta, mozzarella e basilico. Che vuoi di più dalla vita? Non vedo l'ora di provarla, tra l'altro sono veramente super curiosa. Andiamo prima con la margherita, partiamo con questa, vediamo com'è. Tanto vi mostro la sua cottura. Ci sta, secondo me. E soprattutto, ragazzi, ma è leggera, ma proprio di peso. Una roba folle. Tagliamo. Vamos! Ok, ce la posso fare. Andiamo con questa prima fetta di pizza. Il pomodoro è buonissimo. Ma è proprio leggera, la pasta è tiratissima, quindi super sottile. Forse, cioè, se sono tutte così, probabilmente te ne puoi mangiare pure due, secondo me. Potrebbe superare la pizza di guardascione che abbiamo mangiato, che a detta mia era la migliore provata nell'ultimo periodo qua a Napoli, almeno qua al Vomero soprattutto. Veramente buonissima questa. Andiamo con la seconda. La prima strabiliante, c'è una margherita veramente devastante, una margherita con la M maiuscola. Andiamo con la seconda, vediamo com'è. A parte che questo violetto è troppo bello, mi piace tantissimo. Taglio, mi dispiace quasi tagliarla, vi giuro, è così carina. Anche questa ben cotta in realtà, super sottile come l'altra. E ora si va. La pasta della pizza è veramente delicatissima, cioè hanno fatto proprio l'impasto, si vede che è studiato benissimo secondo me, perché è proprio leggera quando la mangi. E forse l'unica pecca che ci posso trovare è che il sapore delle patate lo sento di meno, perché è coperto dal sapore della pancetta, che è abbastanza salata, quindi molto corposa. In più col formaggio che c'è sopra va a coprire un pochettino la delicatezza delle patate, del sapore delle patate. Siamo arrivati al momento del dolce, perché ho detto vabbè, mi è avanzato dello spazio, cosa molto strana, perché di solito quando mangio la pizza sono sempre super piena e non c'ho mai spazio purtroppo per il dolcino, che secondo me ci sta ogni tanto, se lo fanno bene ovviamente. Cose positive: la porzione di frittura era
per una sola persona in realtà, solo i fiori di zucca ripieni erano 2. Altra cosa positiva è che l'impasto della pizza era veramente leggerissimo. Io ho adorato la pizza alla margherita, quella che ho ordinato io, e l'ho trovata veramente leggera e molto saporita. Purtroppo però l'altra pizza, quella che mi aspettavo fosse quella un po' più particolare, più gustosa, purtroppo l'ho trovata un po'... quindi tornando ai dolci, lo so, ho parlato troppo, scusate, sono chiacchierona, e comunque rimanete fino alla fine del video per sapere quanto ho pagato. Abbiamo preso come dolcini un tiramisù, eccolo qua. Io sono una fan del tiramisù in piatto normale, però apprezzo anche questo nel vasetto perché è molto carino da vedere. Poi abbiamo preso invece un cuore caldo mi dispiace per voi, ma è al pistacchio. Eccolo qua. Io inizierei con il provare proprio il tiramisù, che è quello che ho ordinato io. Andiamo a vedere com'è. Oh. Allora, è ben stratificato, di solito mettono molta crema al mascarpone, poco savoiardi. Andiamo a vedere però la crema mo com'è, andiamo a vedere se è ben bagnato questo savoiardo, proviamo. Allora, ti dirò, è molto buono, nonostante io sia fan al 100% del tiramisù che fa mamma, che per me resterà sempre il più buono tra tutti quanti, però questo è ben equilibrato, buono assai, infatti me lo mangio volentieri, buono. Distruggiamo questo piccolo cuore caldo al pistacchio, io lo apro da qua così vedete. Tie. L'odorino ora c'è, ora lo sento l'odorino, Lo provo, nonostante io non sia un'amante proprio pazza del pistacchio, però vediamo. È buono, anche delicato, devo essere sincera, non disgusta, non c'è troppa crema, troppo dolce, buono, non me l'aspettavo così. Anche questo è uno dei pochi locali in cui ho mangiato dolci che sono buoni, ci sta. Siamo arrivati alla resa del conto. Vi ripeto brevemente che cosa abbiamo preso: un fritto però a monoporzione, quindi per una sola persona l'abbiamo poi diviso in 2 tra di noi così, poi 2 fiori di zucca fritti che erano a parte al di fuori del fritto, abbiamo preso una margherita, una violetta, un tiramisù, un cuore caldo al pistacchio, una bottiglia d'acqua più il coperto, per un totale di contrario, per un totale di 48 euro. Coperto 4 euro, degustazione fritti 5 euro, posso dire ci stanno 5 euro per quella porzioncina piccola. Cioè, siamo stati spesso in altri posti in cui, se vi ricordate, per quelli che hanno visto i video precedenti, le porzioni di fritto erano minuscole e le abbiamo pagate anche 10 euro. Quindi onestissimo il prezzo dei fritti. Acqua 3 euro, fiori di zucca 2 pezzi 5 euro.
ok. Una margherita 7 euro, una violetta 12 euro, che purtroppo secondo me quei 12 euro non si... troppo quella pizza, perché non era come avrebbe dovuto. Cuore caldo 6 euro, tiramisù 6 euro, totale di 48 euro. Ci sta per il posto in cui siamo, per il fatto che comunque il posto si sponsorizzi anche come una pizza gourmet, una pizzeria gourmet. È centralissimo, siamo a Via Luca Giordano, proprio nel bel mezzo di Via Luca Giordano, però forse il prezzo della violetta e magari anche della margherita un po' too much, però considerando il luogo in cui siamo ci sta. Ci tornerei? Sì per la margherita, no per la violetta. Magari può essere che è stato un errore, una cosa così che è stata fatta, può succedere, magari torniamo ed è buonissima, spettacolare, spaziale, lo scopriremo. E niente, fatemi sapere nei commenti se secondo voi il prezzo è troppo alto, è troppo basso. Fatemi sapere anche se siete stati qui e consigliatemi qualche altro posto in cui andare. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie e ciao!